Raffaella Angeri, scrittrice, questa sera al Palazzo Maggi di Nogara per presentare i suoi libri. Due ne ha presentati, un libro e poi un opuscolo che sarà come anticipazione a un libro un po' più impegnativo. Parlaci dell'evento di questa sera, com'è andata e come ti sei trovata e come sono i tuoi libri. Buonasera a tutti, grazie mille, grazie a tutti quelli che si sono occupati di questo pomeriggio. Veramente sono venuta per presentare prima di tutto le 6 storie di Fifi e poi, diciamolo, ecco, il primo tratta una serie di racconti che riguardano stralci di vita vissuti e anche quotidianità. Sono racconti veri, personali, che però possono benissimo essere letti da ragazzi e anche da ragazzini. Il secondo è un tema molto più importante. Sto mettendo in piedi un progetto per dare voce ai figli di donne maltrattate, perché le donne da molto dicono qualcosa, ma ci si preoccupa poco di sapere cosa provano e cosa pensano i figli di queste donne. È una cosa a cui tengo tantissimo. Comunque è stata una bellissima esperienza essere qui e ringrazio veramente tutti. Dove ti si può trovare? Lo si può trovare su Amazon, nelle librerie, potete ordinarlo, lo trovate ovunque. E per seguirti come scrittrice? Io sono su Facebook, Angeri Raffaella.